La centralità del sacramento del matrimonio, il dialogo tra i coniugi sul Vangelo, la condivisione con la comunità, alcuni spunti di riflessione proposti dal Vescovo nella giornata delle famiglie. Incontro partecipato a Carasco tra Monsignor Tanasini e i consigli per gli affari economici del vicariato di Sturla e Graveglia, il ruolo dei fabbriceri, importante aiuto per il parroco e le comunità. Rapalla accoglie con soddisfazione il nuovo piano urbanistico varato dalla Giunta della Regione e andrà a sostituire quello approvato nel 1986 dall'amministrazione Cordano. Tappa a Calvari in Val Fontana Buona per il concorso di idee Liguria Crea Impresa, una possibilità che viene data a chi ha un'idea nel cassetto e vuole provare a svilupparla. L'ingiustizia che fa piangere i poveri e la terra non è invincibile, lo ha ribadito Papa Francesco ai partecipanti alla conferenza su religioni e sviluppo sostenibile che si conclude oggi in Vaticano. Buongiorno a tutti, ben arrivati alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'incontro delle famiglie, incontro che si è svolto questa mattina a San Pietro di Novella a Rapallo, un incontro di preghiera raccolto attorno a Gesù Eucaristia. A proporre la riflessione prendendo spunto dal Vangelo delle nozze di Cana è stato il Vescovo Alberto Tanasini. Diversi gli spunti emersi, la centralità del sacramento del matrimonio, la necessità di un maggior dialogo tra coniugi sul Vangelo, ma anche di una condivisione con la comunità. Sentiamo alcune interviste realizzate al termine dell'incontro da Emanuela Castello. Meditando sul Vangelo delle nozze di Cana, un invito da parte del Vescovo a riscoprire tutta la grandezza del sacramento del matrimonio, che forse si dà per scontata tante volte. Cosa l'ha colpita della riflessione del Vescovo? È stata una riflessione molto sentita e collegata alle nozze di Cana, mi è piaciuto molto perché è una lettura che è molto coerente col discorso della fede degli sposi. Ecco. Una modalità forse nuova, quella del dialogo di coppia dopo aver ascoltato il Vangelo. A volte magari nella coppia si parla di figli, dei problemi della vita quotidiana. Fermarsi a leggere e a meditare insieme il Vangelo non è scontato. No, non è scontato, è una cosa che dovremmo fare più spesso. Ecco. I primi anni del matrimonio, quando eravamo anche molto presenti nei gruppi familiari, nei gruppi di coppie, eravamo forse più invitati e nei primi anni di matrimonio è stata una bella esperienza, una bella occasione. Dunque non solo la capacità di risolvere i problemi o la capacità di stare insieme. No, e avere comunque sempre un appoggio in Gesù, e mi è piaciuto anche il riferimento alla comunità e che il matrimonio cristiano comunque ha sempre questo riferimento all'appoggio, alla presenza di Gesù, però anche questo tessuto di comunità che dovrebbe comunque sempre sostenere. Credo che in generale aprirsi a un qualcosa che viene da fuori possa solo che portare aiuto e nutrimento, quindi poi rifarsi al Vangelo credo che sia assolutamente positivo nella vita di tutti i giorni, anche se con tutte le cose ci sembra sempre di essere con l'acqua alla gola, ma trovare il momento poi forse ti dà quel respiro che ti permette di fare meglio il resto. Il tema della famiglia sarà al centro dell'approfondimento della trasmissione Direttamente Su, in onda lunedì a partire dalle ore 21:10, tra gli ospiti in studio Monsignor Paolo Rigon. Ora torniamo invece sulla visita pastorale che il Vescovo sta compiendo negli ambiti del vicariato di Sturla e Graveglia. Un incontro molto partecipato è stato ospitato ieri sera a Carasco, nella chiesa di San Marziano. Si sono riuniti i fabbriceri che collaborano ciascuno con il proprio parroco nelle attività parrocchiali. Vediamo. Tra i vari impegni che si possono assumere in parrocchia, quello del Consiglio per gli Affari Economici rappresenta un ruolo strategico sia per il reperimento delle risorse e la loro destinazione, sia nella collaborazione ad attuare le linee pastorali, tenendo vive anche le comunità più piccole della diocesi. A Carasco si sono riuniti i fabbricieri di tutto il vicariato di Sturla e Graveglia per un momento di confronto con il Vescovo. Sono nata nella mia parrocchia, cerco di far crescere la parrocchia anche tra i giovani, i ragazzi, ad esempio le mie figlie, io ho 3 figlie abbastanza grandi ormai, e cerco di coinvolgerle in questa attività per mantenere vivo anche i valori che ci hanno lasciato i nostri padri, per aiutare Don Federico nella sua attività e per far vedere che comunque, anche se siamo piccoli noi ci siamo sempre.
Le comunità dell'entroterra sono chiamate a fronteggiare da un lato il progressivo spopolamento del territorio, dall'altro la necessità di prendersi cura dei beni loro affidati. Le spese sono tante, bisogna cercare qualche modo per cimorare due soldini. Abbiamo fatto dei bellissimi lavori, abbiamo fatto il piazzale della chiesa, stiamo ristrutturando l'altare di San Biagio, che è il patrono della nostra parrocchia. Cerchiamo comunque di mantenere viva questa realtà. Accanto alla fabbriceria in alcune comunità sono nati dei comitati festeggiamenti con i quali si è instaurata una collaborazione. Ma c'è una collaborazione, c'è un'intesa perfetta in queste cose, sì, perché per le feste realizziamo un buon incasso che poi va alla parrocchia, diciamo, ma tanti lavori li facciamo come comitato più che farli come parrocchia, secondo le necessità che ci sono, le vediamo, e appunto anche perché il comitato presta opera manuale anche tante volte, quindi a costo di un pranzo, ecco, del pranzo in quel giorno che si lavora o in quei giorni che si lavora, ecco, è bellissimo questo, voglio dire, ecco. L'incontro con il vescovo è stato motivo per rinvigorire il cammino e la missione da svolgere. Il vescovo tanto sappiamo che ha sempre una parola di indirizzo e di guida indispensabile. Vediamo ora i prossimi appuntamenti, lo facciamo attraverso il nostro sito teleradiopace.com. Prosegue infatti domani la visita pastorale del Vescovo. Domani il Vescovo sarà nella comunità parrocchiale di San Bernardo a Celesia, qui celebrerà la Santa Messa alle ore 16 e benedirà i restauri dell'edificio. Lunedì il Vescovo incontrerà il Consiglio d'ambito nella parrocchia di Borgonovo con inizio alle 20:45. Ora la politica amministrativa. La città di Rapallo accoglie con soddisfazione il via libera da parte della Regione al nuovo piano urbanistico comunale. Il documento è stato stilato dal commissario ad acta Federico Marenco, nominato per l'incompatibilità dei consigli comunali, del Consiglio comunale attuale e precedente. Improntato alla conservazione e al recupero dell'esistente, contiene alcune novità come una strada di collegamento con Santa Margherita Ligure attraverso il golf. Una volta entrato in vigore andrà a sostituire il PUC vecchio approvato nel 1986. È un PUC naturalmente molto utile per la nostra cittadinanza, utile per gli uffici, ma soprattutto è un PUC che ha una logica soprattutto di conservazione, questo è, e soprattutto anche di riqualificazione. Esprime la sua soddisfazione il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, dopo l'approvazione da parte della giunta regionale del nuovo PUC della città. Dopo la conclusione della procedura di VAS, la valutazione ambientale strategica, si conclude così l'attività istruttoria che consentirà al Comune di disporre, a distanza di oltre 30 anni dal piano regolatore del 1986, di un nuovo strumento per il governo del territorio. Un documento elaborato dal commissario ad acta Federico Marenco, sceso in campo per l'incompatibilità dell'attuale e del precedente Consiglio Comunale e che ha consegnato il nuovo PUC il 24 aprile dello scorso anno. Tante le novità contenute, tra cui lo svincolo degli alberghetti sul lungomare e la realizzazione di una strada che sostituirebbe quella del golf per alleggerire la viabilità del centro senza spostare le buche o aprire contenziosi. Noi siamo stati spettatori di tutto ciò, lo dobbiamo ancora vedere, se dico la verità, perché non avendolo fatto noi abbiamo un pochino sentito delle norme che hanno messo delle varie zone tipo San Michele di Pagana che è vincolata e di conseguenza il lungomare potrà essere ripreso, ma di interessante c'è un collegamento, se vuole dal punto di vista giornalistico, e per la città c'è un bel collegamento tra il golf e una strada sopra il golf che ti collega con Santa Margherita. C'è la possibilità della realizzazione che potrebbe essere un grosso vantaggio per la città. Il vecchio PUC risale all'amministrazione di Mauro Cordano del 1986, la prima che in modo concreto bloccò la dilagante cementificazione iniziata negli anni 60. L'ex sindaco accoglie positivamente il nuovo documento. Allora erano state grosse battaglie, compreso il fatto di bloccare completamente le costruzioni e così via. Oggi le linee sono tracciate, si tratta di migliorare il traffico, di cercare di fare qualcosa per i parcheggi, insomma diciamo le linee guida sono le solite e quindi bisogna seguire la strada che è stata seguita in questi anni, che ha dato anche buoni frutti, ecco.
È stato intitolato ad Ernesto Ricci il nuovo capolinea di autobus in località Battilana, Casarza Ligure. Ricci, autista della TP Esercizio, scomparso nel 2004 mentre era alla guida di un mezzo della Tigullio Trasporti. Nell'area rinnovata a cui si accede attraversando il nuovo ponte è stata realizzata una nuova pensilina per gli utenti e un locale tecnico fruibile per gli autisti durante le pause del servizio. Alla cerimonia sono intervenuti il consigliere delegato ai trasporti della città metropolitana Claudio Garbarino, il presidente di ATP Esercizio Enzo Sivori e il sindaco di Casarza Ligure Giovanni Stagnaro. La targa è stata scoperta da Mirko e Alessandro, i figli di Ernesto Ricci. La sua scomparsa, avvenuta nel 2004 mentre si trovava alla guida di una corriera, aveva profondamente colpito l'allora dirigenza dell'azienda Tigullio Trasporti. I colleghi oggi lo ricordano per la sua professionalità e la sua simpatia. Ha fatto tappa anche in Fontanabuona il cammino di Liguria Crea Impresa, il concorso lanciato per il terzo anno da YLab riservato alle idee imprenditoriali. Un'opportunità di sviluppo per la vallata, in particolare per i giovani, che possono così trovare nell'iniziativa un trampolino di lancio per le loro intuizioni. Creiamo questa occasione per i giovani proprio per poterli mettere in contatto col mondo, anche con qualche difficoltà ancora legata al nostro collegamento viario. Un'opportunità per i giovani e tutto il territorio della Val Fontanabuona. La partecipazione al concorso di idee Liguria Crea Imprese, la cui presentazione ha fatto tappa all'Ascito Cuneo di Calvari a San Colombano Certenoli, è senza dubbio una possibilità che viene data a chi ha un'idea nel cassetto e vuole adesso provare a svilupparla. Per farlo c'è tempo fino al prossimo 20 marzo. Le proposte imprenditoriali possono essere inviate a titolo completamente gratuito al portale www.liguriacreaimpresa.it. Sicuramente la Val Fontanabuona è ricca di realtà interessanti e siamo sicuri che in qualunque zona della Liguria, da qualunque zona della Liguria possano uscire progetti. Non si tratta di start-up, quindi con un progetto già in essere, si tratta di idee imprenditoriali, quindi perché no anche dalla Fontanabuona come da qualunque altro entroterra e altra vallata dell'entroterra ligure possono uscire progetti e idee imprenditoriali. Quindi siamo venuti oggi qui ospiti per presentare l'iniziativa, convinti che possano arrivare progetti interessanti magari per la categoria food e tourism, ma sicuramente non ci limitiamo alle possibilità di avere progetti anche nelle altre due categorie che sono ambiente e blue economy. All'incontro erano presenti i sindaci del territorio che adesso si faranno promotori dell'iniziativa ideata da YLab e promossa dall'associazione Tigullio Crea Impresa. Era doveroso perché è nell'interesse della Fontanabuona, quindi di noi sindaci ma soprattutto dei nostri cittadini, una grossa opportunità per chi avesse delle idee valide per portarle a concretizzarle anche ad alti livelli. Quindi è stato molto facile impegnarsi in questa cosa perché è una cosa che si promuoveva da sola. È stato pubblicato il messaggio di Papa Francesco per la 56esima giornata mondiale per le vocazioni. Vediamo dalle pagine del sito di Radio Vaticana: la chiamata di Dio non è un'ingerenza nella nostra libertà, ma l'offerta di entrare in un progetto di vita, in una promessa di bene e felicità. Non siate sordi a tale chiamata. Questo è un passaggio delle parole scritte da Papa Francesco nel messaggio. Promesse e rischio sono due aspetti che il Papa mette in evidenza appunto nel messaggio per la giornata delle vocazioni, ispirato al brano del Vangelo sulla chiamata dei primi discepoli presso il lago di Galilea, e da due grandi appuntamenti da poco conclusi, il Sinodo dei Vescovi e la Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, che hanno permesso alla Chiesa di ascoltare i giovani e i loro bisogni e provare a dare loro risposte concrete. E il Papa ha ricevuto in Vaticano anche i partecipanti alla conferenza su religione e sviluppo sostenibile. L'ingiustizia, ha detto il Papa, che fa piangere i poveri, e la terra non è invincibile. Il pontefice ha sottolineato la necessità di una conversione ecologica del mondo attuale. Le sfide, dice, sono complesse e i gruppi e le persone religiose hanno un ruolo chiave da svolgere in questo. Il concetto di sviluppo è complesso, osserva subito il Papa, e a lungo la sua idea è stata quasi interamente limitata alla crescita economica e basata unicamente sull'indice del PIL, e afferma: in realtà, come ha messo in risalto il mio predecessore San Paolo VI, parlare di sviluppo umano significa riferirsi a tutte le persone, non solo a pochi, e all'intera persona umana, non alla sola dimensione materiale.
Pertanto una fruttuosa discussione sullo sviluppo dovrebbe offrire modelli praticabili di integrazione sociale e di conversione ecologica, perché non possiamo svilupparci come esseri umani fomentando crescenti disuguaglianze e il degrado dell'ambiente. Lo sviluppo umano chiede dunque di imboccare con libertà e responsabilità percorsi alternativi e il Papa auspica che da questa conferenza possano emergere risposte concrete. Francesco parla di un cambiamento di atteggiamento e in tutto questo le religioni hanno un ruolo chiave da svolgere, come lo svolgono le popolazioni indigene, custodi di relazioni uniche con l'ambiente naturale, e conclude: l'ingiustizia che fa piangere la terra e i poveri non è invincibile. È mancato all'età di 96 anni il presidente della sezione ANPI di Lavagna, Giovanni Deiana, detto Gancio. Nato a Sestri Levante il 14 febbraio del 1923, figlio di un sagrestano della chiesa di Sant'Antonio di Sestri Levante, è stato partigiano della brigata Zelasco appartenente alla divisione garibaldina Coduri. Negli ultimi anni ha vissuto a Lavagna, lascia le figlie Sina e Daria. Il rosario sarà recitato domenica alle 18 all'obitorio dell'ospedale di Rapallo. I funerali avranno luogo a Sestri Levante nella chiesa di Sant'Antonio lunedì alle 9:30. Il direttivo della sezione ANPI lavagnese vuole ricordare Gancio con la sua usuale espressione gioviale. Giovanni aveva sempre una battuta felice per tutti. Purtroppo, oltre all'uomo e al partigiano, la nostra comunità perde un esempio di come si possa vivere e superare le difficoltà della vita, anche le più dure, con un sorriso, scrivono i soci. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti e lo sport. Su Avvenire in primo piano lo scontro nel governo sulla TAV, lite ad alta velocità. Di Maio e Salvini restano ai ferri corti sulla TAV e si parla di crisi già aperta. Poi appelli al buonsenso. Conte frena sulle autonomie e chiama le Camere. L'ultima mediazione sarebbe far partire i bandi di gara ma con una clausola di dissolvenza. Sempre dalle pagine di Avvenire l'onda verde dei giovani italiani. Sull'esempio dell'attivista svedese Greta, anche gli studenti scendono in piazza per salvare il pianeta. Ieri le prove generali dello sciopero globale indetto per venerdì prossimo in 100 città da nord a sud. Anche in Italia i Fridays for Future, i venerdì per il futuro. Under 18 e poco più che ventenni si organizzano sul web e si danno appuntamento per chiedere ai politici un cambio di marcia. Sempre dalle pagine di Avvenire le parole di Sergio Mattarella, del Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata internazionale della donna, mai più donne schiave. Il Presidente della Repubblica condanna tratta e sfruttamento, infamia. A migliaia le manifestanti in corteo in tutta Italia e Salvini dice pronto il codice rosso. Sempre dalle pagine di Avvenire l'intervista a Monsignor Crociata, vicepresidente della Comece, elezioni europee, snodo decisivo. Con l'Unione si può vivere meglio, no agli egoismi nazionali, l'Europa ha bisogno del cristianesimo e noi di lei non possiamo chiuderci nelle sacrestie né diventare settari. Prima pagina del Secolo XIX, ampio spazio alla politica, TAV, l'Unione Europea non da tempo sbloccare il cantiere. Di Maio attacca Salvini, il leader del Movimento 5 Stelle, chiedo lealtà, la Lega mette a rischio il governo, Conte 48 ore per l'ultima mediazione, l'opera non sia un totem. Dalle pagine del Levante l'intervista a Paolo Done, presidente dell'aeroporto di Genova e di Ascom Confcommercio del capoluogo ligure, in visita sponsorizza una serie di idee, i rolli di Chiavari, un campo da golf, collegamenti nuovi e benessere over 65. Ancora dalle pagine del Secolo XIX il rischio idrogeologico fotografato da Istat. I comuni che sorgono lungo l'Entella sono minacciati dalle alluvioni, Levi, Borzonasca e Ne i più soggetti alle frane. I dati sono stati recuperati dall'ufficio economico di CGIL Liguria e Domenico Del Favero, responsabile CGIL Tiguglio Golfo Paradiso, che lanciano un appello ai sindaci. E sempre ancora dalle pagine del Secolo XIX, freccia del Neolitico trovata sul Ramaceto presto sarà visibile. La punta del dardo era utilizzata anticamente per difendere il bestiame da furti o incursioni.
Un incidente stradale si è verificato ieri sera all'altezza di Rapallo sull'autostrada A10 in direzione Livorno. Un'auto condotta da una ragazza ha perso il controllo ed è carambolata finendo la sua corsa contro il guardrail. I vigili del fuoco di Rapallo sono stati allertati e giunti sul posto hanno soccorso la giovane che era ancora all'interno della vettura. Successivamente è stata trasportata dai volontari della pubblica assistenza all'ospedale di Lavagna. Il traffico in autostrada è stato deviato sulla corsia di emergenza sino alla rimozione del mezzo incidentato. E andiamo in redazione per vedere se ci sono altre notizie. Per noi oggi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Ancora la cronaca. Un libero professionista di 37 anni di Seste Levante è stato denunciato dai carabinieri per molestie. L'uomo, dopo la fine della relazione con una sua coetanea, ha continuato a infastidire e pedinare la giovane, generando in lei uno stato di ansia e di timore. La donna si è rivolta ai militari che hanno svolto le indagini che hanno portato alla denuncia e hanno informato la 37enne della possibilità di rivolgersi al centro antiviolenza attivo nel nostro territorio. La polizia a Genova poi, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del centro storico, ha arrestato per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti un 39enne genovese e un 23enne straniero, sequestrando 11 dosi di cocaina e 9 pezzi di hashish. È tutta della linea. Grazie, ora parliamo di sport, calcio. Per il campionato di Lega Pro scende in campo oggi pomeriggio alle 14:30 la Virtus Entella per la 30ª giornata del campionato. I biancocelesti ospiteranno al Comunale di Chiavari il Pontedera. Gli uomini di mister Boscaglia vogliono cancellare la sconfitta di Cuneo per riprendere la loro corsa in campionato. Ieri intanto è scesa in campo la formazione giovanile Berretti Entella che a Caperana ha battuto la Carrarese per 3-2. I ragazzi di mister Castorina sono qualificati per la fase finale che porterà all'assegnazione dello scudetto. Sentiamo l'intervista all'allenatore. C'è stato da soffrire fino alla fine, però la squadra ha giocato con una buona intensità e ci ha creduto sempre. Sì, effettivamente è stata una partita bella, con una squadra che ha portato in campo la Carrarese tante buone giocate, tante buone cose e anche delle belle individualità. Abbiamo trovato un ostacolo molto importante davanti e quindi portare a casa questa vittoria è stato un passo importante per i miei ragazzi sotto l'aspetto della crescita. Non è stata una partita pulita da parte nostra, a tratti abbiamo giocato bene, a tratti hanno giocato molto meglio loro. Anche questi saliscendi all'interno di una gara servono per la maturazione dei nostri giocatori. Sono 3 punti importanti, ma soprattutto altri 3 punti che vanno a sommarsi a una classifica già ottimale. State arrivando in condizione per quella che poi sarà la fase più importante della stagione. Sì, effettivamente quello che spiego sempre a loro è che se il destino ci ha riservato di continuare a cullare questo sogno, è giusto che queste partite prima dei playoff ci servino per portare intensità, mentalità e per farci capire che poi alla fine non c'è niente di facile, anche se la striscia positiva inizia a essere importante, però sabato dopo sabato dobbiamo sudarci sul campo il risultato pieno come è accaduto oggi. Ti chiedo anche la soddisfazione del tuo lavoro perché il gruppo è unito e molti di loro cominciano a entrare in pianta stabile nel giro delle convocazioni della prima squadra, a testimonianza anche del tuo lavoro. Ma diciamo che poi noi dall'inizio non dimentichiamo mai che il vero obiettivo è quello e quando qualche ragazzo riesce ad allenarsi con continuità in prima squadra è il vero grande obiettivo per la crescita di questi ragazzi, quindi questo ci fa piacere per i ragazzi e proviamo a regalare alla nostra società ancora qualche elemento da qui alla fine. E concludiamo con un appuntamento domenicale della nostra emittente. Nella prima domenica di Quaresima le telecamere di Telepace saranno ospiti della parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure. Il percorso attraverso le realtà della diocesi ci porta nel Tigullio occidentale, nella chiesa parrocchiale che si affaccia sulla splendida baia sammargheritese che lentamente sta tornando alla normalità dopo la violenta mareggiata dell'ottobre scorso. A presiedere la celebrazione eucaristica sarà il parroco Don Gian Emanuele Muratore.
operatore. Telepace entrerà in contatto con questa realtà, con le sue tradizioni, nello spirito di servizio dell'emittente diocesana. Al termine della celebrazione i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV. Domenica 10 marzo dunque la Santa Messa in diretta alle 10 della chiesa di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure, trasmessa su Telepace 1 al canale 15 e su Telepace HD al canale 515 e indifferita alle 12:30 su Telepace 4 al canale 218. Con questa notizia si conclude il TG13, l'informazione torna questa sera alle 19:15, alle 20:30, 22:45, ma continua sul canale 187 e sul nostro sito internet teleradiopace.com. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.